Dopo il pareggio interno contro l'Udinese, il Chievo è ospite allo stadio Tardini del Parma. Mimo Di Carlo, l'ex di questa partita, sceglie Granoce e Pellissier per l'attacco. Elvis Abruscato va ancora in panchina, in difesa confermato Mandelli al fianco di Yepes. La prima emozione è per questa punizione di Bojinov. La palla si stampa sul palo con Sorrentino ampiamente battuto al minuto 24. Davvero brivido per la porta del Chievo. Poi ancora Bojinov, servito in area di rigore da Castellini, si gira con il sinistro, la palla scivola fuori davvero di poco alla destra di Sorrentino, si dispera l'attaccante bulgaro. E poi al 39esimo Zaccardo, sinistro velenoso che batte Sorrentino al minuto 40. Parma-Chievo 1-0, il gol di Cristian Zaccardo, davvero una grandissima conclusione quella del difensore del Parma. Rivediamo anche la sua esultanza. Poi al 42esimo il calcio di punizione di Marcolini, arriva Yepes, palla fuori di poco. Mirante era sulla traiettoria ma forse non ci sarebbe arrivato. Siamo nella ripresa con Galoppa che potrebbe chiudere la partita. Il suo sinistro finisce alto di poco. Calcio d'angolo per il Chievo al 26esimo minuto, palla in area, Abruscato, subentrato da poco, colpisce la traversa sul successivo contropiede. Se ne va Zemaili in campo aperto, non lo contrasta nessuno. Sulla sinistra sale anche Lanzafame, Zemaili serve Lanzafame, Sorrentino in uscita, non riesce a fermare la conclusione di Lanzafame. Raddoppio del Parma con Lanzafame che si leva la maglietta e va ad esultare sotto la curva dei suoi tifosi. Rivediamo il bel passaggio di Zemaili per Lanzafame, il gol del raddoppio al minuto 27. Parma 2, Chievo 0, ancora Parma in avanti con Valeri Bojinov che si gira sulla destra. La conclusione è bloccata da Stefano Sorrentino, finisce comunque 2-0. La settimana prossima ci sarà la pausa del campionato. Alla ripresa il Chievo sarà ospite a Marassi della Sampdoria.